Se stai soffrendo da dolori persistenti in tutto il corpo, questa intervista ti darà una mano. Ho intervistato Igne che soffriva di fibromialgia da più di 10 anni, 20 anni se non sbaglio, e ci dirà come è riuscita a guarire. Lei dice completamente, insomma, saranno parole sue che sentirai. Ho seguito Igne a distanza attraverso un protocollo che avevo studiato tempo fa, che poi è diventato un protocollo di neurobalance del mio percorso. È riuscita con meno di 2 mesi a ritornare completamente a uno stato che non pensavo neanche io e non pensava neanche lei di arrivare. Insomma, Inia della Danimarca, però vive in Italia, quindi se sentite insomma qualche problematica di comunicazione è proprio per questo. Penso veramente che se soffri di dolori persistenti ma anche che chiamiamo fibromialgia o comunque cervicalgia e mal di testa, mal di schiena, questa intervista potrà darti una mano. Questa è una delle tante interviste che vedrai in questo canale. Spero veramente, insomma, di farne molte, di farne altre nelle prossime settimane. E quindi mettiti comodo, mettiti comoda e fammi sapere poi nei commenti cosa ne pensi e guarda le risorse che troverai qui in basso per se vuoi iniziare questo percorso che ha fatto anche Igne. A presto e ci vediamo nell'intervista. Ciao Igne, grazie per essere qua. Ciao Alessio. Ciao, l'idea oggi con questa conversazione era di dare un contributo o comunque una testimonianza per aiutare le persone che soffrono di dolori persistenti, cronici, come ne hai sofferto tu. E credo Sì. che la tua testimonianza sia veramente importante per tutte quelle persone che non vedono veramente una via d'uscita, sono un po' in questo tunnel del provare e riprovare terapie differenti tra le terapie convenzionali, ma anche quelle magari alternative, e non trovano veramente una soluzione. Quindi sono veramente contento che tu sia qua, che abbia accettato insomma il mio invito. E vuoi iniziarci a dire magari come è iniziato il tutto con i tuoi dolori e cos'è che hai fatto e cos'è di cosa soffrivi, insomma? Allora, io soffrivo di fibromialgia mm, da tanti anni, più di 20, anche 30 anni soffrivo di dolori cronici e non c'era un momento che stavo primo, meglio o peggio. Comunque stavo prendendo tanti di quelli antidolorifici, era l'unica cosa che mi dava sollievo finché non ho incontrato te. Cosa hai provato E prima? cosa ho- Antidolorifici? Sì, ma anche ma, di fare movimenti, di fare anche fisioterapia. Non c'era comunque niente che mi dava sollievo, andavo a cavalcare, andavo a ballare, cercavo di fare lo sport, però mi tornavano sempre, specialmente dopo la notte, facevo fatica a alzarmi la mattina. E- Ho capito. Come ti limitavano nella vita, diciamo, di tutti i giorni, al lavoro, magari a qualsiasi cosa tu dovessi fare nella giornata? Cioè, fammi capire un attimo qual era la tua limitazione, perché molte persone sanno magari cosa vuol dire fibromialgia, ma ogni persona pensa che il suo caso magari è sempre il più grave, no? Magari ci vuoi dare un attimo tu com'era la tua giornata dalla mattina alla sera con questi dolori, cioè cosa riuscivi a fare, cosa non riuscivi a fare. Mi alzavo la mattina con fatica, facevo fatica a vestirmi, facevo fatica, cioè, non arrivavo a mettere i calzini, non arrivavo facevo fatica a piegarmi per arrivare fino ai piedi, a mettere i calzini. Facevo male anche la camminata.
ho un cane che doveva uscire tutti i giorni e era faticoso, molto. Andavo a lavorare, io facevo l'osso, adesso sono a casa di pensione, ma facevo l'osso e era un lavoro anche faticoso Mm, e certo. anche lì tante malattie perché non riuscivo a fare e svolgere il mio lavoro come volevo, come dovevo. Cosa ti dicevano dei medici o comunque dei professionisti a cui tu ti eri magari già rivolta? Allora, io sono andato da un reumatologo che mi riempiva con degli antidepressivi, Ok. antidepressivi che non mi faceva assolutamente niente, non mi aiutava, andavo a fare il controllo, poi me la cambiava. Finché non ho cambiato reumatologo, lui mi ha mandato a fare ho fatto anche l'acupuntura. L'acupuntura, finché la facevo, magari mi dava un po' di sollievo, però non è che risolvevo il problema. Chiaro. Eh, Cosa ti per una diceva? Cosa ti hanno spiegato mai ehm, del perché, la motivazione di questa problematica? Perché come è iniziata? Cioè, ti eri iniziata tutto in modo senza nessun infortunio, senza nessuna cosa, insomma, cioè, fammi capire un attimo cosa ti ha detto, insomma, magari il medico, i medici che ti hanno seguito, la motivazione, ti l'hanno data? La movitazione, no, no. Non ti ha detto perché Mm, succedeva questo nel corpo. no, mi hanno spiegato che aveva questa fibromialgia e che era una malattia cronica di quale non potevo guarire. Ok, C'era solo, potevo solo peggiorare, insomma. quindi non ti aveva Conosco, detto, guarda, da questa cosa, insomma, magari ne puoi anche uscire. sì, sì, Non ti ha dato nessun conforto, insomma, quel reumatologo che ti ha seguito. no. E tu cosa hai pensato? Cioè, qual era la tua idea? Ma la mia paura era di diventare invalida proprio, di non poterti, di diventare così grave che non potevo più, cioè, neanche badare a me stessa. Immagino. E avevi capito tu perché eri arrivata a quel punto oppure no? Secondo te è nato tutto, diciamo, in modo spontaneo, per qualche motivo? Qual era la tua No, idea? no, no, io non avevo capito il perché quella Ok, volta. quella Quando volta. non ho capito il motivo per cui non c'era, anche perché questo qua poi che mi ha risolto il problema adesso era successo a 10 anni prima, quindi era già un po' che Che andava. avevo questo. Portami quindi poi a cosa, perché mi hai detto 10 anni prima, eh, poi cosa è successo che ti ha fatto migliorare? Allora, a me mi ha aiutato il tuo consiglio della scrittura. La scrittura Questo mi ha espressiva. aiutato. Questo mi ha aiutato, io ho fatto la scrittura come mi hai consigliato tu e dopodiché cioè, mi sono accorta che mi alzava la mattina senza avere problemi. Non ho più male, non prendo più antidolorifici. Certo, può sempre succedere come per tutti che se fai gli sforzi ti viene male alla schiena, non è perché soffri di fibromialgia che si può avere male lo stesso se si fa un po' di sforzi, troppi lavori, però il mio problema, secondo me, io l'ho risolto. Guarda, sono super contento di quello che mi stai dicendo. E magari per le persone che non sanno di che cosa si tratta questa scrittura, puoi semplicemente a parole tue dirci cos'è questa particolare terapia, esercizio. Sì, io ho scritto un dolore che aveva io
una cosa che mi ha fatto molto male, che io ho scritto questa cosa ehm, una volta alla settimana, per 4 settimane, l'ho scritto la stessa cosa, per mezz'ora ho scritto e adesso mi emoziono. Ehm, dopo che ho scritto questa cosa, ho fatto meditazione seguito da te. Non so se anche questo è durato mezz'ora, non me lo ricordo. Comunque, per Ok, 4 settimane ho fatto questo percorso e mi ha aiutato tantissimo e sicuramente aiuta molto a scrivere le proprie emozioni. Di ottimo. questo, di questo sono convinta. Però Durante... io l'ho fatto in questa maniera. Per 4 settimane, una volta alla settimana, l'ho scritto mezz'ora e dopo la meditazione. Ok, una volta a settimana. Una volta alla settimana per 4 settimane, ho scritto mezz'ora. Ok, questo è un protocollo, insomma, che Questo ti avevo problema suggerito. che avevo dentro io. La meditazione è subito dopo questo che hai scritto, e nel mentre, diciamo, hai notato subito dei cambiamenti già dal primo giorno, o quanto è durato, quanto è durato diciamo, questo beneficio, quando è iniziato il beneficio? Ma anche dopo la seconda settimana, credo, dopo la prima non sono sicura, non me lo ricordo bene, però dopo la seconda, terza, Ok, dopo la quarta, stavo proprio bene e sto wow, ancora bene. magnifico. E dopo non hai mai più continuato con la scrittura, dopo le 4 settimane? No, non l'ho fatto. Ogni tanto ho pensato che sarebbe bene a riprenderla, però quello che ho scritto io ce l'ho conservato e l'ho tirato fuori, l'ho riletto Ah, e addirittura. sì, Ok, ce l'ho. l'hai Ce l'ho. anche riletto. Sì, sì, sì. Perché una delle cose che dico è di strappare i fogli e non rileggerli, ma questo è Non lo- assolutamente io, soggettivo. ce, io ce l'ho lì, non lo butto Ok, via. ok, ottimo. La scrittura quanto è durata? 20-30 minuti, giusto? Sì, mezz'ora. Mezz'ora. Questo quando è successo? Quando hai fatto questo protocollo, Igne? Ma sarà quasi un anno fa, penso che era gennaio. Un anno fa. Ok, non ricordo perché so che è passato diverso tempo e io non ti ho Sì, seguita direttamente, io non ti ho seguita, diciamo, ehm, con il solito percorso che io faccio. Ti avevo dato questa, forse era un manuale, uno dei miei manuali sulla scrittura espressiva e tu l'hai provato. Ehm, sì, Mi hai stupito molto perché l'hai fatto con come infatti c'era scritto. Infatti questi giorni ci siamo sentiti e mi hai detto che, insomma, mi avevi detto che eri migliorata e secondo me è molto importante questa cosa. Qualcosa è cambiato dentro di te da quella scrittura, i meccanismi all'interno del tuo corpo saranno cambiati da quella scrittura e ti hanno portato poi a questi benefici qua. Oggi cosa riesci a fare? Cioè, cos'è che noti che in questo momento riesci a fare molto meglio rispetto a prima? tutto, non ho limiti, faccio riguardo a quello i miei dolori, faccio tutto, non ho... Fai quello che vuoi, insomma, non hai limitazioni. Sì, sì, sì. Cos'è che secondo te le altre persone che magari soffrono di fibromialgia dovrebbero sentire da te? Cioè, cos'è che tu volevi sentirti dire 10 anni fa? Magari, sai, fai finta che qui hai una persona di fronte che sta sentendo e soffre di fibromialgia. Cosa vorresti dirle? Che, che magari la causa di tutti questi problemi, tutti questi dolori è un dolore interno che tu hai, che bisogna che tirare fuori quello che hai e ti fa anche bene metterlo giù nero su bianco
E, sono, Di, sono convinta che di dare espressione, insomma, a quello che c'è dentro il corpo che fa star male. per la fibromialgia, io ho lottato anche a questo consiglio altro, un'amica che soffre di emicrania e lei ha incominciato a scrivere tutti i giorni, tipo un diario. Lei scrive, e lei aiuta anche. Non Ok. dicono che non ha emicrania, non lo so, ma comunque scrivere i propri pensieri fa bene. È quasi incredibile, magari per le persone che sentono, e lo è anche per me, molte volte quando sento queste storie, perché rimango anche io sempre stupito dell'efficacia di questa terapia, che poi sembra una cosa difficile, no? Magari dal sentire, no? Dal scrivere, di quello che ci fa star male, poi la meditazione, però in realtà è semplice, cioè ci fai capire Sì, tu, insomma, che sono passati anni, magari nessuno ti aveva detto che c'era qualcosa in più che potevi fare da te stessa, e sono stati 4 giorni dove tu ti sei messa un'ora, mezz'ora e mezz'ora magari del tuo tempo a fare una pratica che non è stata, cioè magari è stata difficile, ma di per sé lo scrivere lo sappiamo fare quasi tutti, no? Quindi non era qualcosa che... ma il più è incominciare. Una volta che ho incominciato a mettere, veniva giù tutto da solo, quello che avevo da scrivere, cioè, veniva da sé. Molte persone mi dicono io mi blocco, dopo già 10 minuti mi blocco e non so più cosa scrivere. Ti sei mai bloccata mentre che scrivevi? Invece avrei anche continuato. Ah, ok, ok. Sì. E la meditazione invece come ti ha aiutato? Cioè, perché mentre che tu scrivevi immagino che non era qualcosa di bello. La meditazione come ti ha aiutato a- mm, Eh, dopo mi ha la fatto- scrittura? per me è bellissima la meditazione, cioè, proprio rilassante, sembravo di essere tutto in un altro mondo, non pensavo più a niente. Era una cosa di cui tu credevi all'inizio quando ti era stata proposta diciamo, questi esercizi? Come eri scettica, ci credevi che questa cosa poteva aiutarti? Oppure hai detto, vabbè, provo, vediamo come va. No, no, io ci credevo. Quindi c'era già comunque qualcosa dentro di te che ti faceva capire che c'era forse un collegamento con dello stress, con Sì. qualcosa. Ok. Come mai non avevi provato prima? Cioè, cos'è che ti stava limitando? Ma non c'era mai nessuno che mi aveva dato questo consiglio, di fare questa cosa. Non lo so, andavo avanti così per la mia strada senza pensare più di tanto. Quando i dolori magari vanno su perché noti che magari sei un po' più stressata, un po' più, magari sai, lo stress è normale, no? Averlo per tutti, siamo esseri umani, ci sono i periodi che siamo un po' più felici, i periodi un po' più stressati. Noti che comunque ehm, adesso non ti, cioè riesci a gestire molto meglio le tue emozioni rispetto a prima, come, come la vivi, cioè i momenti di stress, come li vivi? Mm, no, tranquillo, non mi rendo neanche conto che non mi sembro stressata io, non lo so. Ok? Magari avrò dei momenti, ma non. Sei abbastanza serena, diciamo. Sì, sì, Ok. per me sì. Ok, va bene. Penso che già solo questa testimonianza possa già solo aiutare una persona che dice chissà cos'è questa scrittura espressiva, chissà cos'è questa meditazione, anche se molte persone che comunque mi seguono e sentiranno queste parole sono molto... mi conoscono e sanno cosa vuol dire, però era utile far parlare chi l'aveva provata, oltre che me, che io parlo quasi ogni settimana con il mio pubblico, ma
se non arriva da altre persone, molte volte la persona dice mi sembra incredibile che una persona possa guarire con la mente, no? Solo col pensiero. Sì. Invece si può, invece si può. Sei una delle tante che ha provato, solo che non tutti hanno il coraggio magari di metterci la faccia e dire ok, guarda, questa cosa mi è capitata anche a me. Ah, E- bisogna farlo, se uno ha bisogno, bisogna farlo, bisogna provarlo. Cioè, rimangono stupiti anche. Sono andato in Danimarca dai miei parenti, ho detto, ma beh, non prendi più niente per i dolori, stai bene, cosa hai fatto? Allora gli racconto e sono tutti contenti per me, anche loro. Ha detto, ma bello questa cosa. Ehm, loro ci credono anche in questo qua che mi ha fatto bene, ho detto, a saperlo prima. Saperlo prima. Era, era giusto tempo, diciamo, dai. Non è mai troppo tardi e il tuo tempo era arrivato e infatti hai fatto questo click in pochissimi giorni. Molte persone mi dicono, io faccio una scrittura magari anche per 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, non cambia niente. Capita e succede, solo che magari quella persona non era pronta a far uscire tutto quello che doveva far uscire e arrendersi a qualsiasi cosa che c'era dentro, no? Molte persone continuano a controllare, a rimanere dentro quel dolore interno, pensando che non c'è nulla da fare, che non cambia mai niente. Sicuramente avrei avuto del coraggio, insomma, per tirar fuori delle cose. E... Ah, è andata via. Ok, sei ritornata. Ok. Ehm, Sono riuscita giù. ok, Bene. va bene. No, ma io penso anche allora, può anche essere nel momento che tu ti decidi di fare la scrittura che ci sono diversi momenti nella tua vita che ti ha fatto stare male. Io non lo so, io magari ho trovato quell'argomento che a me mi ha fatto stare molto male perché allora questo qua è successo anche molto prima che cioè, è successo 40 anni fa questa cosa qua che io ho scritto. Ci sono altri momenti che L'episodio di magari cui tu sono. hai scritto era successo 40 anni fa, Sì, ok? E secondo te era quello, insomma, quello che era la radice un po' eh, appunto sì, perché io ho scritto di questo. di una sola Ho cosa, scritto- Sì, ok? Beh, comunque non è da tutti capire che c'era un solo episodio che io infatti dico sempre, l'episodio deve essere un episodio non a caso, che una persona può scrivere a riguardo. Normalmente io dico sempre 2 o 3 episodi, tu ne hai scelto uno e hai fatto questo per 4 volte, ok? Senza sì. fermarti, la penna continua a scrivere, non si deve fermare, l'emotività va su, ma va ben così, magari viene anche da piangere, magari viene anche da arrabbiarsi, Sì, ed perché è tornano i ricordi di quella volta che sei stato così male, chiaro. ti viene, lo rivivi Sì. in quel momento ti metti a scrivere. Eh, Wow, va bene, per quelle persone insomma che sono un po' più interessate a questa parte qui di scrittura espressiva, che non è l'unica parte insomma del percorso, ma può, come si può sentire da Igne, può dare una grossa mano, anche risolvere totalmente una problematica di questo genere. Per quelle persone magari metto il link in descrizione che possono andare a vedere più risorse. Per adesso grazie Igne, veramente di cuore, sei stata super gentile a essere qua. E spero adesso utile per qualcuno. sicuramente, sono sicuro. Cliccherò adesso il tasto stop, ma tu rimani comunque qua, ok? Per gli altri, grazie che sono arrivati, ci hanno ascoltato. Vi lascio il link in descrizione per le ulteriori risorse. Ciao a tutti.